Ciao, è la seconda volta quando registro questo video perché il primo mi ha dato un errore e l'ho dovuto toglierlo. Adesso, pacco da Daniela, è arrivato ieri, grazie per la bella scatola, mi serviva, molto bella, molto capiente. E adesso inizio a farvi vedere che cosa mi ha mandato. Iniziamo con questa scatolina piena con la minuteria, oro e argento, e vedo che questa è platinum, molto molto interessante, molto buona, grazie. Poi queste perline in resina, molto belle, anche queste. Questi triangoli Toho di 11,0. Queste pietre naturali, non lo so che cosa sono, ma sono veramente molto belle. Agata e agata striata, forse, ma secondo me sono agate, molto belle, veramente molto belle. Poi inizio con un po' con questo lotto di mezzi cristalli di color verde. Grazie per questi, mi servono tantissimo. Questi altri mezzi cristalli Dark Emerald o Teal dovrebbero essere. Come misure non lo so, ma ok. Ok, e questi per i dot e questi. Poi no, non vogliono più entrare. In togliere li ho tolti facilmente, ma di entrare non vogliono più entrare. Questo con turchese, un altro verde, questo era qui, ma ho fatto io qualche casino. Anche questo era qui, ma va bene anche così. Questi, un blu scuro dovrebbe essere. Questi, un light sapphire. Nero, jet, sì, 4 mm. In blu, un acquamarine dovrebbe essere questo, e un sapphire. Poi questo lotto in arancione, rosa, rosso, ok. Questi sono dei rombi. Questo è un rosa pallido e arancione matte, un'altra rosa pallido, 1 centimetro dovrebbero essere questi, e un light siam e non so veramente il colore. Poi questi sono dei fiorellini, fiori lucidi in acrilico. Basi di anello,
foglie in pietra dura, altre basi per anello, dei triangoli toho, metalliche matite, i cerchietti, per chiudere i fili, le gabbie, chiusure, non lo so come si chiamano queste, non sono chiusure, a molla penso, basi per anello, beds per fare il spazio, platinum, basi per anello, altre basi per anello, le chiusure per i bracciali e per gli orologi, dei cabochon in resina sfaccettati, altre basi per anello, questi non lo so come si chiamano, penso che sono in acrilico, altri mezzi cristalli, così, questo deve essere color crema, light beige, opaque light beige, questa deve essere un argento, qualcosa del genere, un cristallo AB deve essere, sì. Un cristallo opaque, crystal, qualcosa del genere, deve essere anche questo. Qui, queste sono molto belle, veramente molto belle. Poi li devo anche mettere dentro, okay. Poi altra minuteria, chiusura T-bar, per gli orecchini, qua devono essere dei anellini, altri cabochon in resina, cabochon sempre in resina, sfaccettati, questi non si vedono bene, sono molto belli, veramente. Ok, poi altri base per anelli, tutti i colori e tutti i tipi. Questi non lo so come si chiamano, ma mi servono per fare, come si chiamano, i pendenti. Ok, poi questi molto molto interessanti, così, cabochon in resina opaco,
marrone con un po' di bronzo. Altri cabochon, ma questi sono lisci, 2,2, questi sono per gli orecchini, forse 25x18, non lo so esattamente la misura. Altri cabochon, anche questi sono lisci. Poi questi sono mezzi cristalli, li avevo persi da qualche parte. Questi sono per rivoli, o 18 centimetri o 20, ma penso più a 18 che a 20. Qua altri cabochon in resina, questi sono 13x18 di sicuro, molto belli. Adesso iniziamo con Twin Beads. Twin Beads devono essere le chiusure, non monachele, non so, monachele penso che si chiamano, no, non mi viene in mente. Altre Twin Beads, questi penso che sono le ultime Twin Beads. Mezzi cristalli, quelli li avevo già persi da qualche parte. Dei triangoli da tocco di 4 mm. Queste sono delle chiusure, dei orecchini a clip. Okay. Questa è con le pietre dure, molto interessanti, mi piacciono. Se mi farò io un paio di orecchini. Questi sono belli. Okay. Questi altri si vedono bene, si vedono. Questi sono gli innamorati. E poi questi sono i regalini. Ti ringrazio, grazie. Guarda, molto belle, veramente molto belle. E questo fatto di lei con le sue manine, ma perché non vuole uscire? Finalmente vuole uscire. Vedete? Con il wire. Io veramente non sono tanto brava con il wire, perché non è che mi piace lavorare con il wire. Ammiro a quelli quali lo fanno, ma io non lo farò. Almeno non. E questo è un altro omaggio. Questo ve li devo far vedere, che sono veramente bellissimi. Ok, guardate che pendente uscirà, molto bello, molto interessante questo colore e questo vabbè, non mi viene, sono un po' stanca, è troppo tardi anche per me. Guardate, questo è un rosso scuro tipo amarena con foglie d'oro, bello. Questo dietro, e guardate, sì. E questo molto bello, grazie. Guardate che montagna si è fatta, Dio. E questa è l'ultima, una delle sue creazioni.
grazie per l'idea con il wire, molto molto bella, guardate, si sistema molto bene, a me non mi passava mai per la testa, molto bello, guardate, è interessante. Grazie per tutto, alla prossima, baci.